Egitto, stragi di cristiani copti. 11 di settembre. Lo giudice imposimato dice che la CIA sapeva tutto. Regione siciliana. Lombardo cita un giudizio allo direttore dell'UTG1. Roma. A cominciare a arrivare l'indignados di tutta l'Italia per il 15 di ottobre. Scrima. Vezzali, Montano e lo catanese Pizzo vincero la medaglia d'oro. Benedica a tutti. Domenica 9 di ottobre in Egitto, una manifestazione di cristiani copti che protestavano a causa della distruzione di una chiesa a Aswan si concludeva con l'intervento dell'esercito. Le fonti ufficiali parlano di 25 morti e 213 cristiani feriti. Alcune fonti copti denunciano la morte di 33 religiosi copti e 10 soldati egiziani. Il ministro degli esteri Frattini dichiarò che si dice che 100.000 cristiani copti stanno lasciando l'Egitto. Tutti i ministri dell'Unione Europea condannarono le violenze, domandando alle autorità egiziane di proteggere le minoranze religiose. Infatti i copti rappresentano il 10% circa della popolazione egiziana. Gli USA sapevano dell'11 di settembre. Da un'intervista a un noto quotidiano della Rete, pubblicato lo passato Londra, l'ex giudice Ferdinando Imposimato dichiarò che sta preparando una denuncia allo Tribunale Internazionale Penale di l'Aia, perché secondo lui la CIA, seppur sapeva che si stava preparando un attentato alle Torri Gemole, non disse niente a nudo. Un gruppo di hacker di Berlino di nome Chaos Computer Club scoprì un virus informatico di tipo Trojan, fatto circolare a quanto pare dalla polizia tedesca per spiare i computer dei cittadini. Lo portavoce del governo tedesco, Stefan Seibert, non smentì la notizia e annunziò che si sta aggrapendo un'investigazione. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, citò un giudizio allo direttore dell'UTG1 della RAI, Augusto Menzolini, a domandare un risarcimento di 100 milioni di euro. Il libro bianco dello comitato di redazione dell'UTG1 pare confermare l'esistenza di una strategia per denigrare la regione siciliana per mezzo di appositi servizi. Aspettando il 15 di ottobre, giorno della grande manifestazione a Roma, gli indignados italiani già si fecero sentire dalle giornate precedenti. I temi principali della protesta sono le taglie che prevede la manovra del governo italiano, la crisi economica e il ruolo pernicioso della finanza. Ma lo tempo lo passato fine di settimana in Sicilia, specie di Palermo sino a Cefalù. In Talomare, in faccia di San Nicola, ci fu una tromba d'aria che stiamo vedendo non l'ho filmato. Per la vanca tappa chiudere la torciata di Bonforneddo a Castelbuono. Se vole furono dirottate di Pontarraisi a Trapani e a Catania. In Palermo ci fu una gran oleata e una poco d'arboli caderono in terra. Nelle giorni passate ci furono una poco di scosse di terremoto a Saragossa e provincia. Se scosse furono abbastanza forti e la popolazione se ne addonò, ma non provocarono un danno. Benedica a tutti. Sebastian Vettel, campione di L1 di Formula 1 per la seconda volta consecutiva. Domenica 2 di ottobre arrivò terzo nel Gran Premio di Giappone, dopo la McLaren di Jenson Button e la Ferrari di Fernando Alonso. Trofeo Sicilia 2011. La delegazione di Catania vince più un punto la 42esima edizione di Trofeo Sicilia, confermando lo successo dell'anno passato. Seconda la provincia di Palermo e medaglia di bronzo alla delegazione di Messina. Sabato 8 a cominciare in Catania, in Talupalaghiaccio di Viale Kennedy, i campionati mondiali di sgrima. Sono 1700 gli atleti che partecipano, in rappresentanza di 130 paesi. Il presidente di Luconi, Petrucci, disse: la Sicilia sappia organizzare buoni eventi sportivi. Valentina Vezzali, Aldo Montano e Lucatanesi Paolo Pizzo già vincero la medaglia d'oro. Dal 13 al 16 di ottobre si tiene la 17esima edizione di Ibla Baskers, festa degli artisti di Sciata. In tali chiazze e in tali strati dello quartiere barocco di Ragusa a Ibla, diversi artisti di tutta Europa si immiscano tra modernità e tradizioni e fanno divertire la gente. 12ª edizione di Opunzia Ficus Indica Fest, sagra del fico d'India, a Roccapalumma dello 14 allo 16 di ottobre. È la sagra dello fico d'India più importante di Sicilia e ogni anno ci sono chiossai di 30.000 presenze. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venere. Salutiamo.